Lei con gli altri sindaci, gli altri 5 sindaci della zona è stata a Firenze ultimamente, un incontro col governatore Rossi sull'area di crisi che ormai è ufficialmente aperta e riconosciuta anche da parte della regione. Sì, dietro proprio anche il filo delle miniere c'è stato a suo tempo, dopo nel 76 la chiusura delle miniere, il grande processo di riconversione industriale di tutta l'area che è, diciamo, di Casa del Corto e della Valle del Paglia. Purtroppo oggi quello che era, diciamo così, questo periodo storico, diciamo, lavorativo si è chiuso con la chiusura di Floramiata e la crisi di Rivart. Quindi i sindaci, 6 sindaci dell'area, ci siamo ritrovati con Rossi esplicitandogli non solo le difficoltà occupazionali ma anche la marginalizzazione dell'area dal punto di vista viario, dal punto di vista culturale. Quindi abbiamo chiesto e ottenuto, fortunatamente, diciamo, c'è stata veramente un'attenzione particolare di Rossi che ci ha dedicato oltre 2 ore di colloquio insieme con l'assessore Remaschi, la Fratoni e il consigliere Simoncini per le aree di criticità. Ascolto e soddisfazione, perché abbiamo messo nero su bianco che l'Amiata verrà definita area di crisi semplice, quindi questo consentirà di far confluire più agevolmente finanziamenti che possono venire da varie fonti, in primis quella europea. Dopodiché praticamente c'è da ripensare a una riconversione, che cosa è che può essere il motore di sviluppo per questa zona? E qui si è innescato il discorso, diciamo, della coltivazione geotermica. Personalmente io sto portando avanti una mia profonda convinzione che sta trovando largo consenso al momento che se ne parla in maniera concreta e oggettiva di quella che abbiamo definito la buona geotermia, con la carta di Abbadia San Salvatore che sta diventando uno slogan nazionale, in cui questo tipo di coltivazione a ciclo binario chiuso praticamente è un meccanismo quasi perfetto dove si utilizza il calore per produrre energia per gli usi multipli del calore e rinietta direttamente senza emissioni zero, manomissioni del sottosuolo praticamente zero, però può essere motore di sviluppo per nuovi disegni, diciamo, progettuali economici e industriali. Quindi si tratta di aprire, così ha detto il Presidente Rossi, un tavolo di confronto con Elen e con gli eventuali gestori, aprire un nuovo protocollo e progettare un qualcosa di nuovo, perché, e qui condivido assolutamente il pensiero, senza il manifatturiero questa nostra zona non può pensare di risolvere i problemi dell'occupazione semplicemente con il turismo. Il turismo è un volano importantissimo, fondamentale, una ricchezza straordinaria, ma la densità della popolazione, diciamo, nell'area intorno a questo cono dell'Amiata, se non c'è il manifatturiero o l'agroalimentare, diciamo, diventa molto zoppa. Sotto questo aspetto proprio recentemente sono reduce dall'incontro a San Gimignano, dove ci siamo ritrovati molti sindaci e fra cui lo stesso sindaco di San Gimignano, quindi San Gimignano cittadina di eccellenza dal punto di vista turistico, dice: ditemi dove ce l'ho io questa risorsa perché io la voglio utilizzare. Sembra che anche lì possa essere fatto determinate cose, perché si comincia a comprendere, a mio avviso, cosa può significare questo uso plurimo, diversificato, fondamentale per l'uso del calore, del raffreddamento e dell'energia, cioè quindi qualcosa che va incontro ai disegni di Parigi e quindi un grande sviluppo, visto che la Toscana e specialmente anche la nostra zona è ricchissima di questa roba. Il 24 giugno sarò a Roma, invitato dall'Università della Sapienza, che insieme con Zingaretti e la Bonafè alla Casa dell'Architettura daremo inizio a una giornata, un convegno in cui ci saranno i massimi luminari su questi tipi di problematiche e di sviluppo sia dal punto di vista geologico, energetico, e si parlerà di questa cosa qui, perché noi abbiamo la possibilità in Italia di convertire dal 17 al 20% della nostra produzione da fossili con energie rinnovabili e questa, secondo me, pur nel paniere delle varie energie rinnovabili, è quella che sicuramente dà minori impatti. Quindi vediamo che cosa succede in quello della divulgazione e della conoscenza. Poi le popolazioni vediamo che cosa, anche se novità in questo senso mi sembra di coglierle. Si cominciano ad aprire, a rompere dei muri di carta, rompere un'ideologia, fra virgolette, quindi un pregiudizio,
e entrare nel merito della questione. Si riferisce ai tanti comitati antigeotermici, a tanti movimenti che non basta dire di no, bisogna capire, cercare noi di capire tutti insieme come possa essere sviluppata, se è possibile e come possa essere sviluppata. Noi non si deve più dire no, ossia a prescindere, bisogna dire si può o non si può, è compatibile o non è compatibile, quali ricadute ha sul territorio, perché è vero che è pulita, è vero che è rinnovabile, ma se non dà ricadute occupazionali sul territorio ci dispiace per il mondo, ma avremo dei pregiudizi anche noi, cioè deve essere fonte, come si diceva prima che il governatore Rossi ha individuato, di sviluppo, insomma. Ecco.